È difficile parlare dopo che ha parlato il signor Cecchettin, nel senso che noi ci siamo visti stasera e la prima cosa che ci siamo chiesti è come va con i Coi figli, no? figli. Nel senso che per un genitore è impensabile anche solo immaginare il dramma che questo padre ha vissuto e la forza che deve avere per metterlo, come giustamente diceva, a disposizione delle persone affinché ne nasca una riflessione, una voglia di riscatto. Io credo che sia necessario non farsi prendere dalla retorica in questi casi, almeno lo dico in questo caso non soltanto da genitore, ma soprattutto da persona che ha delle responsabilità istituzionali e politiche, e costruire le condizioni affinché questi fatti non accadano più, che non stanno dentro il libro di un padre, ma stanno dentro scelte politiche molto chiare, che coinvolgono alcune decisioni dirette che le istituzioni devono prendere, anche per cambiare quella cultura che continuamente consente agli uomini di sentirsi autorizzati a esercitare forme di violenza verso le donne, nel caso estremo del femminicidio, della violenza fisica, ma quando non è questo è una violenza psicologica, una violenza economica, un'idea di sottomissione che va davvero sradicata dalla cultura delle società moderne, italiana, ma non solo. E certe volte, mi permetta molto banalmente, è solo anche un pensiero o un modo di esprimersi, no? Il linguaggio è un Un argomento linguaggio. fondamentale, nel senso noi ci siamo abituati, adesso prima citavamo, non voglio ovviamente fare alcun tipo di paragone, però la frase, la boutade sbagliata del collega rispetto alle donne, c'è una modalità di pensiero che pervade anche il linguaggio e la comunicazione politica su cui dovremmo fare una riflessione profonda. E poi ci sono le condizioni oggettive sulle quali è costruita la società. Noi oggi abbiamo presentato in Consiglio regionale, in una conferenza stampa, uno studio per esempio che abbiamo presentato come gruppo del Partito Democratico sulla condizione lavorativa delle donne in questa regione, che è ancora una condizione lavorativa fatta di segregazione orizzontale, cioè l'incapacità di accedere al mondo del lavoro, di segregazione verticale, cioè l'impossibilità di accedere a ruoli apicali, che poi si trasforma in una differenza retributiva, cioè nei fatti in una segregazione economica che costringe le donne ad essere escluse dalla cittadinanza piena. Ecco, e molto spesso peraltro questa esclusione è mediata, è come dire bilanciata dalla necessità della maternità. Ecco, io credo che questa sia una società che non è costruita in maniera paritaria e su questo invece dovremmo fare una lotta vera, trasversale, contro le discriminazioni di genere rispetto alle quali tutte le donne, qualsiasi donna, anche io che sono una privilegiata, siamo costrette a fare i conti. Serve un ingaggio vero. E la politica dovrebbe dare dei segnali. Abbiamo depositato un progetto di legge, per esempio, che chiede l'istituzione di un osservatorio regionale per capire com'è possibile che in contesti diversi, Bovolenta, Vigonovo, accadano episodi simili. Riesempio decimo. Per Riesepio X, per ragionare quali sono gli organismi che si possono attivare davvero al netto del cordoglio del giorno dopo, che è sempre importante ma non è oggettivamente sufficiente, quali sono le sentinelle sul territorio che noi possiamo attivare per prevenire il caso estremo della violenza di genere. Sono tante le azioni che vanno coordinate, l'attenzione, e su questo l'attività di Giulio Cecchettin, ma di tutte le persone che ogni giorno, operatori e operatrici, combattono e contrastano la violenza sul territorio è fondamentale. Io credo che servirebbe un messaggio univoco da parte delle istituzioni di vicinanza per una prevenzione che sia concreta e non sia soltanto di facciata come purtroppo spesso accade.